Inizia il percorso parallelo classico per fare bene, per regalarsi qualche gioia in più. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Pala Don Bosco di Palermo. C'è Iato, Oratorio, Cosma e Damiano, il primo turno della Coppa Sicilia di Serie C2, la prima giornata del triangolare numero 2. Poi il 4-4 in casa del Merlo. Adesso la gara di Coppa con il pallone in mezzo, il gol di Fuschi, 1-0 per lo Iato. E allora riparte l'oratorio Cosme Damiano, fermato Giammona, giocattona qui da parte di Cottone. Alavia dentro Fuschi e quel gol di Moncata per il 2-0 dello Iato. Diagonale Fuschi, diagonale dentro, Alamia, 3-0 Iato. Tutto molto facile in questa fase. Il gol di Alamia. Punizione, la Moncada contro la barriera 2, anzi no, battuta affidata a Cottone, doppia deviazione, poi il tocco di Presti Giacomo per il gol del 4-0. Giangrande che ha avuto in passato esperienze anche nel calcio a 11, qui contro Biondo, non lo supera, il gol dell'oratorio da parte del bomber Biondo. Vitale non passa con Cottone, che però non va avanti, non insiste, serve tutto a Fuschi sul mancino di Lorenzo, dentro Fuschi sotto la traversa, il gol del 5-1 dello Iato, Gianmario Fuschi, eterno. Ancora Finazzo per Cottone, non passa con Giacalone davanti, il recupero dell'oratorio, Giacalone vuole il pallone dentro per Biondo, doppietta per Biondo come nelle prime due giornate di campionato, 5-2. Biondo, c'è il movimento di Giacalone, c'è Giangrande prima di tutti. Cottone, spazio per servire i compagni, va ancora lo Iato, Ricotta in mezzo, non sbaglia dopo il passaggio di Fuschi, 6-2 per lo Iato. Vitale tacco, Sacco, in mezzo c'è Giacalone, Sacco viene murato da Comito, ma c'è il triplice fischio ufficiale, il 6-2 dello Iato sull'oratorio Cosma e Damiano.